Saperrite donc che era una volta no principe Vidavo, lo quale aveva una figliola così cara che non vedeva per altro occhio, la quale teneva una maestra principale che la mezziava le catenelle, lo punto in aero, le sfilatelle e l'afre perciato, mostrandole tanta affezione che non s'abbasta a dicere. Ma essendo cenzurata de friscolo patre e pigliata una focoliata marvasa e meciata dello diantane, commenzai a sta maledetta femmina ad avere un savurrio alla figliastra, facendole gire brosche, facce storte, occhie grunnose da farla sorridere, tanto che la scura peccerella si gualiava sempre con la maestra dei maltrattamenti che le faceva la madregna, dicendole: Oddio, e non potessi essere tu la mammarella mia, che mi fai tanta broccole e cassesie. e tanta secotai a fare sta cantelena che posto le 9 spone all'orecchia, cercata da Mazza Mauriello, le disse una volta: beh, se tu vuoi fare a modo da sta capopazza, io ti sarraggio mamma e tu mi sarai cara come le viscere da st'occhia. Voleva secotiare a dicere quando Zezolla, che così la figliola aveva nome, disse: Perdonami, se ti spezza parola a mocca, i sacci che mi vuoi bene, perciò zitta e zuffecita. Miezza l'arte che io venga da fuori, ti scrivo, io firmo. ora Ciusso! Le precaia la maestra. Sienta buona, apra l'orecchia e te venerà lo pane bianco con maliciura. Come esce patrata, di a matreiata, che vuoi un vestito da chille vecchio, che stanno rinda lo cascione grande dello retretto, per sparagnare chista che porta in culo. Essa, che te vuol vedere tutto pezzo e peruglie, aprirà lo cascione e ti dirà: mantienilo coperchio. E tu, tenennelo, mentre gli arrascia canne patinta, lasciala cadere da botta, che si romperà lo collo. E fatto che sta, tu sai che padre ti faria moneta falsa per te contentarti. E tu, quando ti fa carizza, pregala a pigliarmi per moglie, che viata a te, che sarai la padrona della vita mia. Oh, dice questo, Zezzolla le par ogni ora 1000 anni e fatta completamente lo consiglio della maestra, dopo che si fece lo lutto per la disgrazia della matraia, cominciai a toccare i tasti allo padre che senzorasse con la maestra. Da principio lo prence per lo pigliai a burla, ma la figliola tanto terraia da chiatta finché coizza da punta, che all'ultimo si chiegai alle parole de Zezzolla e pigliatasi Carmosina, che era la maestra, per mogliere, fece una gran festa. Ora, mentre stavano lì zitto in tresca, affacciatisi a Zezzolla a no gaif della casa soia, volata una palomella sopra lo muro, le disse: Quando ti viene goglio di qualcosa, mandala a domandare alla palomma delle fate, all'isola di Sardegna, che la berrei subito. la nova matreia per 5 o 6 giorni affumaia da carizza Zezzolla, sedenla allo meglio luogo della tavola, dannala lo meglio morso, ma tennala li meglio vestita, ma passata a malapena, no poco di tempo. Mannata a monte e scordata fatta dello servizio ricevuto, oh, trista l'arma che mala poltrona, cominciai a mettere in bericuoco 6 figlie suoi, che fin tanto aveva tenuto segreto e tanto fece con lo marito che ricevuto in grazia le figliastre la cadetta da cor la figlia propria, tanto che scapeta oie manca craie, venne a termine che si ridusse dalla camera alla cucina e dallo vardacchio allo focolare, dalle sfurge di sete d'oro alle mappine, dalla scetra alle stipe,
né sulla cagnaia stata, ma non per sì che da Zezzollo fu chiamata Gatta Cenerentola. Successe avendo lo principe da ir in Sardegna per cose necessarie allo stato suo, domandai una per una Amberia Calamit, Sciorello, Diamante, Colomine, Pascarella, che erano le 6 figliastre, che cosa volessero che le portasse da loro ritorno. E chi le cercaia vestite da sforgiare, che galanteria per la capo, chi cuoncia per la faccia, chi giocariella per passare lo tempo, e chi una cosa e chi un'altra. Peduta mo, quasi per deliegio, disse alla figlia, e tu che vorresti? Ed essa, Nient'altro, se non che mi raccomanda la palomma delle fate dicendole che mi mandano qualcosa. E se te lo scorda, non possa ir né annanzi né a rete. Tieni a mente che la catarica, armatoia, manacatoia. Iettolo principe, feceli fatta sua in Sardegna, accattaia quanta l'avevano cercata le figliastre e Zezzollo lasci demente. Ma marcata s'incoppano vascille, facendo vila, non fu possibile mai che la nave si arrivasse dallo porto e pareva che fosse impedicata dalla remmora. Lo patrono dello vascille, che era quasi disperata, si pose per stracca a dormire e venne in suono una fata che le disse: «Sai perché non potete scazzare la nave dallo porto? Perché lo principe che viene con voi ha mancato la promessa alla figlia, allacordandosi di tutto, fuori che dello sangue proprio». S'asceta lo patrone, conta lo suono allo principe, lo quale, confuso dello mancamento che aveva fatto, iezza alla grotta delle fate e raccomandatela alla figlia, disse che le mannassero qualcosa. E ecco scetta fuori dalla spelonca una bella giovane che vedevano con falone, la quale le disse che ringraziava la figlia della buona memoria e che se gaudesse per amore suo. Così dicendo le dette un dattolo, una zappa, un secchiatiello d'oro e una tovaglia di seta, dicendo che l'uno era per pastanare e l'altra per coltivare la pianta. Lo principe, maravigliata da sto presento, se licenziaia dalla fata alla volta dello paese suo e data a tutte le figliastre quanto avevano desiderato, dece finalmente alla figlia lo dono che le faceva la fata, la quale con appareiezza che non capeva drinto la pelle, pastanaia lo dattala una bella testa, lo zappoleiava, addacquava con la tovaglia di seta mattina e sera l'asciugava, tanto che in 4 giorni cresciuto quanto è la statura d'una femmina nascetta fuori una fata, dicendole: «Che desideri?» Alla quale rispose Zezolla che desiderava qualche volta d'uscire fuori di casa, né voleva che le sorelle lo sapessero. Lo perrocaia alla fata: «Ogni volta che te gusto viene alla testa e di: dattolo mio naurato, con la zappatella d'oro t'aggio zappata, con lo secchiatello d'oro t'aggio d'acquata, con la tovaglia di seta t'aggio asciuttata, spoglia a te e viesta a me». E quando vorrai spogliare, te cagna all'ultimo vierzo, dicendo: «Spoglia a me e viesta a te». Ora mo, essendo venuta la festa, esciute le figlie della maestra, tutte spampanate, sterliccate, imballaccate, tutte zagarelle, campanelle e scartapelle, tutte sciuradure, cose rosa. Zezolla corre subito alla testa e, dette le parole infrocicatole dalla fata, fu posta in ordine come una regina e posta sopra una chinea con 12 pagge linte e pinte, ietta dove jevano le sore, che fecero la spotazzella per le bellezze de sta penta palomma. Ma come volse la sorte, venette a chi lo luogo stisse lo re, lo quale, vista la spotestata bellezza de Zezolla, ne restaia subito affattorato e disse a un servatore chiun trinseca che se fosse informato come potesse informare sta bella cosa, e chi fosse e dove steva.
Lo servitore alla medesima petata le iez retomano, ma essa, addonatasi della guaito, gli taglia una mano da scudo ricco che s'aveva fatto dar da lodattolo per questo effetto. Chillo, allumata le sbronzole, si scordaia da socutare la chinea per ianchersi le branca da fallus ed essa si ficcaia da relanza alla casa. Dove, spogliata che fu come l'enmezzaia la fata, arrivare le scerpie delle sore, le quali per dare la cottura dissero tante cose belle che avevano visto. Tornai fra sto miezo servitore allo re e disse lo fatto degli scuti, lo quale, nzorfatasi con una zirra grande, le disse che per quatta frisole cacata aveva venuto lo gusto suo e che in ogni conto avesse l'altra festa procurata da sapere chi fosse la bella giovane e dove s'ammasonasse sto bella uccello. Venne l'altra festa. Esciute le sore tutta parate e galante, lasciare la desprezzata zezzolla allo focolare, la quale subito corre allo dattolo, e dite le parole solite, ecco scettera una mano de dammecelle, chi con lo schiecchio, chi con la carraffella d'acqua de cocozza, chi con lo fierro degli ricci, chi con la pezza de russo, chi con lo pettine, chi con le spingle, chi con i vestiti, chi con la cannacca e collana. E fatta la bella come hanno solo, la mesera una carrozza a 6 cavalli, accompagnata da staffiere e da paggi de livrera. E giunta allo medesimo luogo dove era stata l'altra festa, aggiunse maraviglia allo cor delle sore e fuoco allo pietto dello re. Ma repartuto s'aiuta le drete lo servitore, per non farsi arrivare, gli taglia una branca de perne e de gioia, dove ramasosi chill'uomo da bene a pizzoliare nille, che non era cosa da perdere, essa ebbe tempo di rimorchiarsi alla casa e di spogliarsi conforme allo solito. Tornai allo servitore lungo allo re, lo quale disse: Beh, guarda, parlandomi di quello morto mio, casi tu non trovi questo, ta faccia nandosa e te t'arraggia tanta capice in culo, quanta pila tiene in testa a barba, capi? Urso, ale, chiama bene, voglio. Chiama, mu, capi? Venne l'altra festa e, sciute le sore, esse tornai all'odattola e, continuando la canzone fatata, fu vestuta superbamente e posta dentro una carrozza d'oro con tanta servitura attorno che pareva pottana pigliata allo spassiggio, ndurniata da tammara, e giuta a far cannavola alle sore, se partette. E lo servitore dello re cosetta a filo doppio con la carrozza. Essa, vedendo che sempre l'era alle coste, disse: Tacca, cucchiera, presto! E ecco se mise la carrozza a correre da tutta furia, e fu così grande la corsa che la cascaia nucchianiella, che non si poteva vedere la più pentata cosa. Lo servitore, che non potte jognere la carrozza, che volava, alzai lo chianiello da terra e lo portai allo re, dicendole quanto l'era succeduto. Lo quale, pigliatolo in mano, disse: Oh, e se lo potamienti è così bella, e che sarà la cosa? Oh, bella cannelliera, e dove sta la cannella che mi strude? Trebbata dalla bella caudara, dove bolle la vita? Oh, bello succo attaccato alla lenza d'amore, con la quale ha pescato quest'anima. E beh, i fa braccia e vi stringe, e se non posso arrivare alla pianta, adora le natiche. E se non posso avere la capatiella, vase le vase. Già fusta vi cippa d'uno ianca peda. Mo si te tagliola d'un un'igre cora. Pa vuia era avuto un parme e mezzo di ciù, ci diranne a sta vita. E per voi cresciavo tanto di dolcezza sta vita. Mentre vi guarda e vi possedo.
Così dicendo, chiamato lo scrivano, comando lo trommette e tu, fa iettare no banno, che tutte le femmine della terra vengano a una festa vannuta e a un banchetto, che s'apposta un ghiocco da fare. È venuto lo giorno destinato, oh bene mia, che mazzacatorio e che bazzara che si facetta! Da dove vennero tanta pastiera e casatiella? Dove li sottostate le porpette? Dove li maccaroni e graviola? Tanta che non ci poteva mangiare una serce da formato. Venute le femmine tutte, e nobili e ignobili e ricche e pazienti, vecchie figliole, belle e brutte e buone pettinate, lo re, fatelo profizio, provaia l'occhianella ad una per una a tutte le commitate, per vedere a chi essa capilla ed assestata, tanto che potesse conoscere dalla forma dell'occhianello quelle che gieva cercanna, ma non trovanno pede che non ci essa siesto, sappe a disperare. Tutta volta, fatta star zitta, ognuno disse: Silenzio! È tornata Graia a fare un'altra penitenza con me. Ah, povera me. disse lo principe. Aggia una figlia, ma guarda sempre lo focolare. Per essere disgraziata è da poco, non è meritevole di sedere dove mangiate voi. Disse lo re. Oh! E che si stancava di lista? Callaggia da caro! Sì. E così partette dalla giorna appresso tornarono tutte insieme con le figlie di Carmosina venne Zezolla, la quale subito che fu vista dallo re l'ebbe una invazzia di quella che desiderava. Tutta volta si molliaie. Ma fornuta di sbattere, s'avvenne alla prova dell'occhianella, ma non tanto presto s'accostaia all'opede de Zezolla, che se lanzaia da se stessa all'opede de quella cucupinto d'amore, come lo fierro corre alla calamita. La quale cosa vista lo re, corse a farle soppressa dalle braccia e fatela sedere sotto lo vardacchio, le mise la corona in testa, comandando a tutte che la facessero ingrinare le reverenzie e come regina loro. Le sore, vedendo chiste, piene di crepantiglia, non avendo stomaco da vedere sto scuoppo dello core loro, se la sfilar quatto verso la casa della mamma, confessando a dispietto loro che pazzo è chi contrasta con le stelle.